Per la prima volta in Italia un'ala significativa della famigerata mafia russa letteralmente tarpata grazie ad un'operazione delle forze dell'ordine. Nello specifico i carabinieri del Comando Provinciale di Verona, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia in collaborazione con reparti specializzati della Polizia Moldava, che hanno provveduto ad eseguire 12 ordinanze di custodia cautelare a carico di persone tutte originarie del paese dell'ex Unione Sovietica, oltre che nella provincia scaligera anche in Lombardia ed Emilia, più un'altra mezza dozzina nel territorio di origine. Estorsione, violenze e rapine, ma anche traffico di droga e di esseri umani, le accuse a carico dell'associazione criminale che operava nel centro e nord Italia, introducendo nel nostro paese le armi dentro confezioni di marmellata e torte, e che aveva attecchito proprio a Verona, città ricca dove, secondo gli inquirenti, non esiste una realtà criminale particolarmente radicata. Il risultato corona un lavoro di cooperazione tra autorità italiane e moldave cominciato nel 2008, che ha portato complessivamente finora ad una 60ina di arresti. L'organizzazione era strutturata secondo una precisa scala gerarchica ed ogni componente, come hanno spiegato gli investigatori, riporta impresso sulla propria pelle la storia criminale che lo riguarda, compreso il grado e la forma di inserimento nella struttura malavitosa.